Allora, un roadshow per raccontare il progetto Orientati. Come nasce questo progetto? Beh, il progetto nasce dall'esigenza, insomma, di informare le famiglie e gli alunni in merito alla scelta che devono fare, se sono ancora a scuola per continuare un percorso scolastico, se sono alla fine della scuola superiore per andare all'università, andare in UTS, andare nel mondo del lavoro. Quindi il progetto ha l'obiettivo di finanziare delle reti di orientamento, l'abbiamo finanziate 17 in Veneto con le risorse del Fondo Sociale Europeo, quindi risorse comunitarie, per strutturare un servizio specialistico a favore appunto di famiglie e allievi. Ne abbiamo raggiunti oltre 31.000 l'anno scorso, quindi un numero importante per aiutare in una scelta che poi rimane una scelta individuale del ragazzo, della famiglia, ma che è supportata dalle istituzioni, dalla regione, dagli enti di formazione, dalle scuole, insomma, per dare il miglior servizio possibile. Ecco, perché è importante insistere sull'orientamento? Perché c'è uno scollamento tra domanda e anche offerta di lavoro? Beh, abbiamo uno scollamento per alcune professioni per le quali non si trovano i giovani da inserire, ma in generale l'orientamento è importante perché si è di fronte a una scelta, qualsiasi scelta è difficile, la scelta del proprio percorso scolastico o lavorativo è una scelta doppiamente difficile per se stessi, difficile anche a livello generale perché ogni scelta sbagliata ha un costo anche sociale e quindi ovviamente cerchiamo di aiutare i giovani a fare la scelta migliore. Poi la scelta migliore è anche di seguire le proprie passioni e i propri interessi, però consapevoli di quello che è la situazione attuale del mercato del lavoro, che sappiamo che già domani non sarà più così perché siamo in una continua trasformazione anche ovviamente a causa delle trasformazioni digitali. Va bene.